Questa è la dimostrazione del ruolo importante della città metropolitana nel coordinamento di diversi enti, come in questo caso. Abbiamo dovuto mettere insieme le necessità del comune di Sesti con i comuni della Val Petronio, del gestore, al fine di programmare un depuratore che sicuramente rappresenta una risorsa importante per il nostro territorio nell'ottica di un generale miglioramento della depurazione delle acque e di avere un mare più pulito, soprattutto per un territorio che vede nel turismo una delle sue risorse principali. La tecnologia dell'impianto è calcolata sulla base della fluttuazione degli abitanti del nostro territorio, che d'estate sono molti di più, sono quasi il doppio rispetto all'inverno, quindi per arrivare a 70.000 utenze massime, contando anche le grandi utenze. Siamo un territorio dove ci sono comunque anche grandi aziende, alberghi che hanno ovviamente una gestione diversa della depurazione, e quindi l'impianto riuscirà a dare risposte a questo bacino di 70.000 abitanti, considerate anche tutte le attività economiche che gravitano nel settore. Dobbiamo garantire la depurazione delle acque per tutti i cittadini, sia per i cittadini che per i turisti. Io sono convinto che sia un bel lavoro, il lavoro sta andando avanti e oggi noi annunciamo la fine della progettazione, cioè abbiamo in mano un progetto che andrà attraverso gli iter burocratici di Regione e Città Metropolitana. Noi faremo tutto il possibile come Città Metropolitana per accelerare i tempi. Ci sono poi altre attività attorno al manufatto, da uffici ad aree gioco, ad aree verdi eccetera, e questo è un buon discorso di compensazione per quello che riguarda la struttura della città e dei dintorni della città di Sestri Levante. Il progetto prevede la ristrutturazione e il miglioramento della pista di pattinaggio già esistente. È una pista all'aperto e il progetto prevede appunto di realizzare un palazzetto dello sport duttile, quindi utilizzabile per varie attività sportive, omologato dal CONI, che è già stato coinvolto già nella fase progettuale. Sarà un'area inserita nel verde, quindi nel prospetto verso la collina avrà una sistemazione anche delle aree esterne in modo da inserire il più piacevolmente possibile nel contesto presente. Abbiamo lavorato molto in questi mesi in collaborazione comune, città metropolitana e reti, proprio per migliorare l'inserimento paesaggistico del depuratore della Val Petronio, arretrandolo, rendendolo più simile a un manufatto agricolo e quindi regalando un valore aggiunto importante a tutto il territorio, oltre che la definizione della situazione della depurazione delle acque, che ovviamente è il primo obiettivo a cui lavoriamo tutti.